Senti tu la mia voce, sentila tu, sentila tu, sentila tu. Come dicevamo, abbiamo avuto problemi tecnici e qui c'è un ace da parte della numero 11 della Modena, 185 centimetri in battuta. In questo momento c'è la difesa non perfetta da parte dell'Altamura, ancora questo palleggio e c'è l'attacco in verticale della numero 16 Camilla Gerosa. 12-6 il risultato da Tai. Questo attacco, pallone che resta ancora in volo e qui vediamo, riusciamo ancora a vedere movimento della sfera, nuovo attacco da parte del Modena Volley e questa volta la Tai riesce. Valentina Soriani al servizio per la leonessa Pambisco Altamura. E c'è il punto numero 13 da parte della numero 5 Chiara Marinucci, la centrale italiana, classe 2004 con i suoi 185. Battuta potente, ottima la ricezione e c'è questo attacco, difesa della Biagini dalla seconda linea, ancora il pallone in volo, ancora l'attacco in verticale da parte della Arianna Visentin. Pubblico di casa, ricezione del libero dell'Altamura e c'è il punto, sentite. In battuta, ricezione, Lanzillotti, attacco, out e c'è il punto numero 25.
7, punto di battuta, attacco e c'è l'ace della... il money out sulla 18-17, riprende il quarto set a favore del Pambisco Leonessa Altamura, pallonetto vincente e c'è il punto cruciale di tutto l'incontro. Alessia Pugliero, forza, punto numero 23-19, Pugliero forte, ancora Tai riesce a mantenere la sfera all'interno. Che viene smorzato dalla difesa altamurana, ancora la Righi, pallone che resta ancora in gioco e c'è il punto numero 24-19, pallone ancora in gioco, vediamo l'attacco della Tai vincente, 25-19. Tiene il pallone, buono il muro e c'è il punto, muro vincente da parte. Vediamo, opta sempre per Lia Righi. Buona la difesa della volley Altamura, ancora eccellente Giulia Biagini, buona qui la Righi, pallone che resta ancora in gioco, hanno tutto il tempo adesso la Monila e Arianna Visentini. Righi per la muro vincente. Girone B, quinta giornata, 8-6 per il Modena Volley sulla Pambisco Leonessa Altamura. Attacco della Tai, difesa della Modena Volley, ci ritenta la Tai e tocca Elisa Lancellotti al servizio, attacco vincente confermato il punto, 9-7. Lancillotti in difesa, c'è questo pallonetto, il pallone che resta sulla rete e poi c'è il punto numero 10. Momento fondamentale questo di questo tie break. Tocca la rete, pallone che resta in gioco, buona la difesa. Giulia Biagini che chiede il pallone, poi c'è stato il tocco, anzi no, ed è out. Pambisco Leonessa Altamura, annullato, 15 pari. Soriani alla battuta, ricezione, Lancillotti, pallonetto, scusate, attacco, ancora Lancillotti, ancora un attacco,
tiene ancora la difesa della Pambisco, pallonetto ancora della numero 9 della Modena Volley, ancora un pallonetto, la difesa che tiene Tai, pallonetto, questa volta non è vincente, Lia Righi per questo attacco, vincente di Brunella Fusco. Lancellotti adesso sul punto di battuta per questo servizio che potrebbe valere il match. 17-16, match point. Lancellotti tiene la difesa, ottimo il servizio e c'è il punto numero 18 e vince al tie break 18-16 questo